E adesso lo sport, America's Cup. Ci colleghiamo con il nostro inviato Nane Bortoin che ci racconta che succede a Luna Rossa. Nane, mi sente? Che non ci sta nessuno. Ma che canta pure. Come non ci sta nessuno? Ma doveva esserci Nane. Ecco qua, hai visto? Non vedo i velisti però. I sarandai a fumarsi un spinnaker. Ah beh, cominciamo bene allora. Bortolini, io lo so, lei sta dando sfoggio perché le hanno fatto fare il corso sulla vela e sul linguaggio. Certo. E allora io le dico, cazza la randa. Ciao, non stammi venire qua a dire paroляsse in diretta, è vero? Ma no, era per vedere se aveva imparato questi termini della vela. Eh sì. Vediamo, mi dica che cos'è un gennaker. È un spinnaker, ma di origine napoletana. No, non ci siamo, guardi. Ci hanno detto che per imparare bene lei è stato anche ospite su Luna Rossa, addirittura durante una regata. Sì, adesso te conto. Il Megalito si metta a poppa, ma io ho risposto, ma qua vedo poppe. Ma che dice? Forte, eh? Come quale delle due, scusi, Sì, e poppe va sempre via in do. Abbi pazienza. Vabbè, guardi, vada avanti per favore, altrimenti qua... Come che spiegavo, il Megalito si mette a poppa e dopo va sotto coperta. Che bene, ho detto, ma non si mi arrivava, Non si arrivava nessuna. Ma chi sarebbe dovuto arrivare, scusi, Ma quella le poppe si tardano però a capire, non è è che ti arrivi dai. subito. No, non ci siamo, ma almeno sa qualcosa riguardo le vele? Sì, so cos'è il Genoa, è una vela triangolare che si mette da prua davanti l'albero. Beh, complimenti, risposta corretta, è giusto? Sì, però non mi si chiama una roba, che sia il Genoa, ma non che sia Sampdoria. E ora, come si che fa a fare il derby? Cosa ti farissi? Cosa ti dici? Siamo tornati fuori strada. E la trinchetta, sentiamo, che cos'è la trinchetta? Questo è il posto più bello della nave. Là te trinchi, te polveva vin bianco, vin rosso, quello che te vuoi. No, la trinchetta è un fiocco di piccole dimensioni inserito su un cavo che sorregge l'albero. E infatti ho visto un fiocco, ma pensavo che fosse di un marinaio che avesse avuto un puteo da poco. Guardi, lasci perdere, ma almeno sa cos'è l'abbrivio? Sì, perché diceva bisogna tenere l'abbrivio giusto e tenersi lontano da boa. E mi ho detto, ostia qua, che sei serpenti, ciò, mi sei venuto paura, mi sei venuto mal di plancia. Speriamo che abbia tolto il bivio giusto però. Bordoin, mi dica un'ultima cosa. Che significa tutti a babordo? No, babordo, vai a bordo, te sarà ti ha capito. Guardi, io mi auguro di essere fortunati e mi auguro anche che un fortunale si porti via lei e quelli che l'hanno raccomandata. E ora mi ti dico, casa aranda, moia ascolta, occhio che ascolta, butta l'acqua sul pozzetto e quando che abboie butta dentro la pasta. E allora rossa me parli te. Io gli domando se aspetta a me e mi risponde se io vuoi sapere.